ragazzino di 12 anni di Favara è morto mentre giocava a basket. La procura apre inchiesta. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali. Presentazione del concorso di progettazione dei lavori per la valorizzazione dell'area in cui ricade il Teatro Greco di Eraclea Mino. A Scala dei Turchi il proprietario ribadisce la sua volontà alla transazione definitiva del bene al comune di Realmonte. Oggi giornata mondiale dell'acqua, iniziativa al Liceo Leonardo di Agrigento, all'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, in scena Anime con la compagnia Arcobaleno. Domenica prossima in piazza Cavour il Rotary organizza una giornata di prevenzione nella cura dell'endometriosi. Dall'11 al 14 aprile la nuova edizione del Giro di Sicilia, la regione avvia lavori in extremis. Al Teatro Pirandello di Agrigento il 28 e 29 marzo Enrico Guarneri, protagonista della Robba. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Un ragazzino di 12 anni, Davide Licata, è morto ieri pomeriggio mentre giocava a basket nella palestra di una scuola a Favara in provincia di Agrigento. Il procuratore Salvatore Vella e il sostituto Giulia Sbocchi hanno aperto un fascicolo per fare luce sulle cause della morte e l'atto propedeutico a comprendere come sia morto il giovane. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali. Il servizio di apertura è di Giuseppe Moscato. Tragedia ieri sera a Favara, dove un ragazzino di 12 anni è morto mentre era in palestra a svolgere allenamenti di basket. Il ragazzino si trovava all'interno della palestra della scuola Gaetano Guarino di Favara e faceva parte di un gruppo di ragazzi che praticano basket con una locale associazione sportiva che usufruisce della palestra dell'istituto scolastico per svolgere la propria attività. Erano circa le 20:30 di ieri sera. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzino, mentre era intento a giocare, avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi, l'arrivo delle ambulanze del 118, disperati i tentativi per rianimarlo, che purtroppo sono risultati inefficaci. Davide, questo è il suo nome, 12 anni, ha smesso di vivere proprio mentre praticava lo sport da lui preferito. Immane il dolore dei genitori, dei parenti, dei compagni di squadra e dei compagni di scuola appena appresa la notizia della tragedia. Non si contano i post su Facebook di parenti e amici che lo ricordano allegro, spensierato e sorridente. Davide frequentava la seconda A dell'istituto scolastico Gaetano Guarino, la stessa scuola dove è ubicata la palestra che frequentava con tanto entusiasmo dopo aver svolto i compiti. Questa mattina ci siamo recati a scuola dove abbiamo trovato un silenzio assordante e tanta disperazione. Qui abbiamo sentito la dirigente scolastica Gabriella Brucoleri. È una perdita irreparabile, immane, per un ragazzo meraviglioso, un autentico talento sportivo. La scuola è stata colpita al cuore, una tragedia infinita. La scuola si stringe in un abbraccio fortissimo alla famiglia. Abbiamo accolto i compagni di classe e stamattina abbiamo tentato di consolarli. Il dolore è inconsolabile ed ci lascia spiazzati. Ritorniamo a ieri sera, il gruppo di ragazzi che frequenta assieme a una scuola sportiva la palestra, giocano a basket e poi la tragedia. Sì, era un'attività esterna alla scuola che si svolge nella nostra palestra a seguito di ovviamente regolare autorizzazione da parte del comune. Un'attività importante che aiuta lo sviluppo psicofisico dei ragazzi e che dà la possibilità di vivere aggregazione, relazione, vita in comune. Il ragazzo amava lo sport, eccelleva in tutte le attività sportive. Era un ragazzo appassionato di basket, un autentico talento, il più bravo. Appena ho saputo la notizia, ci siamo insieme alla mia vicaria mi sono recata insieme alla mia vicaria
la mia DSGA e i docenti immediatamente qui e abbiamo constatato che purtroppo era vero e non c'è nulla di più doloroso che vedere un bambino, un ragazzo senza vita, perché la gioventù è vita, è bellezza, è vitalità, è progetto, è passione, è aria, è vento, è cuore, non è morte. Preside, che cosa ha detto ai ragazzi nell'annunciare questa tragedia impossibile? I ragazzi già sapevano, li ho accolti, ho tentato di consolarli, li ho abbracciati, come una madre abbraccia i figli che vengono colpiti da un dolore così grande. Le parole a volte stentano a definire i contorni dei nostri sentimenti, le nostre stesse emozioni. Parlano per noi gli occhi, gli atteggiamenti, gli abbracci. I ragazzi hanno parlato di Davide, hanno parlato di lui e ho invitato tutti i docenti ad accogliere questo dolore inesprimibile per cercare di aiutare i ragazzi in tutti i modi. Abbiamo allertato il supporto psicologico della nostra scuola. Ho detto che è il momento di farsi coraggio, che è il momento di stare uniti per affrontare una tragedia davvero immane. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, nell'apprendere la triste notizia che ha sconvolto l'intera comunità favarese, a nome dell'amministrazione comunale e della città tutta, ha manifestato vicinanza istituzionale e personale alla famiglia. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola, ha detto il primo cittadino che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo. La salma del piccolo Davide, su disposizione del magistrato di turno, si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia. Ha ammesso il sequestro ma non l'orrore di avere deciso la soppressione del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia. Il quadro non cambia, ma ridimensionando il suo ruolo, Matteo Messina Denaro ha cercato di mostrare il lato umano del più odioso dei crimini che gli vengono attribuiti. C'è il servizio. Mettiamo sull'ascensore il fusto senza fare rumore per non far allarmare il bambino o i bidoni con l'acido, scendiamo tutto a piano terra. Di vero c'è che un bambino è stato dapprima ucciso, poi spogliato e sciolto nell'acido. Tutto il resto probabilmente conta poco. Messina Denaro si dissocia dalle accuse. Non ho dato l'ordine di uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, dice, scarica la colpa su Giovanni Brusca, il boia di San Giuseppe Iato. Il capo mafia trapanese nega così ogni accusa che gli viene mossa, lo fa in maniera ripetitiva per recitare, forse, la parte della vittima in un racconto a suo dire ingiusto, in cui è stato dipinto come un mostro. Comunque, è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone. Abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Eppure ci sono le sentenze, c'è la storia, ci sono 30 lunghi anni di latitanza e quelli vissuti prima da uomo libero, libero di agire, di uccidere, a certificare la sua crudeltà. Però il suo tono cambia quando parla del ragazzino rapito, tenuto prigioniero per 779 giorni, strangolato e sciolto nell'acido. Un orrore da cui Messina Denaro ha preso le distanze nel corso di un interrogatorio di garanzia. Nei giorni scorsi ha risposto al giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto, è indagato infatti anche per una tentata estorsione, un fatto certamente minore rispetto alle tragiche vicende per cui è stato condannato ad una ventina di ergastoli, decine di omicidi, le stragi del 92 e del 93. Messina Denaro ordinò anche di sequestrare e sciogliere nell'acido il bambino
di 12 anni ucciso solo per zittire il padre, Santino Di Matteo, divenuto collaboratore di giustizia. Ma Messina Denaro non ci sta e si accolla, in qualche modo, anche se lo lascia solo intendere, la responsabilità del solo rapimento. Se fosse invece dipeso da lui, non avrebbe dato l'ordine di uccidere il povero Giuseppe. È stata dunque una scelta di brusca. «Ti portiamo da tuo padre», dissero a Giuseppe raggiunto in un maneggio il 23 novembre 1993. L'11 gennaio del 96 poi il tragico epilogo. Enzo Salvatore Brusca, fratello di Giovanni, lo teneva per le braccia, Giuseppe Monticciolo per le gambe, Vincenzo Chiodo lo strangolò. Una parte della sua terribile prigionia il bambino la trascorse nella casa di Giuseppe Costa, nella zona di Campobello di Mazzara. Il piccolo vi arrivò incappucciato dentro il portabagagli e rinchiuso nella cella che Costa aveva costruito con le sue mani su ordine di Matteo Messina Denaro. Messina Denaro tenta di sminuire il suo ruolo, come se il rapimento dunque fosse un fatto secondario, invece è stato comunque partecipe di un orrore inumano. Mi sono comportato normalmente, con educazione come sempre, giustamente. L'operazione che ha portato all'arresto del latitante il 16 gennaio scorso, non a caso, è stata chiamata tramonto, lì dove tutto finisce, lì dove cala il sole e forse anche le paure di giorni e giorni vissuti nel modo più crudele ed atroce. Una scelta dei carabinieri della Rossa in ricordo della poesia di Nadia Nencioni, la bambina di 9 anni uccisa nell'attentato del 29 maggio 1993 con un'autobomba in via De Georgofili, assieme ai genitori Fabrizio Nencioni e Angela Fiume. Anche in quella strage, sì, c'era sempre lui. Messina Denaro ne era il mandante. Naturalmente al primo posto metto sempre l'essere umano. Rosalia Messina Denaro resta in carcere. Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa della sorella del padrino di Castelvetrano, arrestata per associazione mafiosa. Vediamo. Nessuna scarcerazione, nessuno sconto, resta in carcere Rosetta Messina Denaro, sorella dell'ex superlatitante, accusata di associazione mafiosa. Così ha deciso il Tribunale del riesame, al quale la donna aveva avanzato una richiesta di liberazione la settimana scorsa. Era stata arrestata, lo ricordiamo, il 3 marzo scorso. Fragolone, questo era il nome in codice utilizzato dal boss nei pizzini rivolti alla sorella, avrebbe gestito non solo la cassa del clan, ma secondo la procura si sarebbe anche occupata proprio dello smistamento dei messaggi tra il mafioso e gli altri affiliati, come emerso dall'inchiesta dei carabinieri della ROS, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, dell'aggiunto Paolo Guido e dei sostituti Gianluca Del Leo e Pierangelo Padova. È stata proprio Rosetta ad incastrare involontariamente il fratello e a farlo finire in carcere dopo 30 anni di latitanza. All'inizio di dicembre, infatti, nel piede di una sedia nel salotto dell'abitazione dell'indagata, i militari trovarono diversi pizzini, alcuni dei quali componevano una sorta di diario clinico della malattia che aveva colpito il boss. I messaggi erano stati fotografati e rimessi al loro posto, ma proprio da lì erano partite le ricerche serrate in ambito sanitario e che avevano poi consentito agli inquirenti di individuare Andrea Bonafede e di arrivare all'appuntamento fissato per le 8 del 16 gennaio alla clinica La Maddalena, ove Messina Denaro era stato incastrato. Le microspie da te ci sono da sempre, scriveva così intanto il 9 novembre del 2021 lo stesso Messina Denaro alla sorella, ma nella stessa lettera trovata assieme ad altre nelle 2 abitazioni della donna, in Castelvetrano e in Campobello di Mazzara, le spiegava anche con l'uso di termini estremamente tecnici come individuare eventuali cimici e telecamere, come dunque sbarazzarsene. Ed è proprio il ricorso ad un linguaggio così settoriale e le competenze specifiche che denota, che fa senza dubbio ipotizzare, scriveva la procura, il potenziale coinvolgimento di appartenenti alle forze dell'ordine o di specialisti in possesso di tali preziose informazioni. Insomma, l'ipotesi è che il mafioso abbia potuto contare su una talpa. Il retroscena emergeva dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Alfredo Montalto a carico di Rosalia Messina Denaro su richiesta del procuratore De Lucia e dell'aggiunto Guido.
Proprio il pizzino sulle microspie, peraltro, è uno di quelli che, secondo gli inquirenti, fornirebbe la prova che Fragolone sia proprio il nome in codice dell'indagata. Nell'ultimo covo del boss in vicolo San Vito a Campobello è stato trovato l'originale, mentre a casa della sorella è stata rinvenuta la copia che lei stessa aveva trascritto a mano. Dal tenore di diversi altri messaggi si comprende che il mafioso sapeva perfettamente che sia lui che la sua famiglia fossero costantemente controllati. Chiami un elettricista e gli dici chiaramente che ti hanno montato queste cose, diceva ancora il boss. Tu a casa tua puoi fare tutto quello che vuoi, è un tuo diritto. Se invece te la puoi sbrigare tu senza l'elettricista è meglio, ma non prendere corrente. Chiosava Matteo Messina Denaro, ti prego. Scala dei Turchi, il proprietario ribadisce la sua volontà alla transazione definitiva del bene al comune di Realmonte. Il nostro direttore Arturo Cantella. Avvocato Cremona, una dichiarazione da parte del dottore Sciabarrà, il proprietario della Scala dei Turchi, che lei vuole fare a proposito del suo assistito inerente alla donazione di Scala dei Turchi al comune e per ciò che riguarda il fatto criminoso che hanno imbrattato la Scala dei Turchi di Vernice Rossa. Il dottore Sciabarrà si è sempre dichiarato disponibile a donare la Scala dei Turchi, per quanto gli appartiene, al comune o comunque di darlo alla regione, ma proprio vi sono trattative e vi è una lettera con la quale il dottore Sciabarrà ha offerto all'attuale sindaco, ma anche prima si parlava di questo stretto rapporto tra il dottore Sciabarrà, che si sente di Realmonte e vuole premiare i realmontesi e la sua struttura e quindi il comune e il sindaco, di donare questo bene al comune, ed è felice se il comune accetta questa donazione, e vi sono trattative nel senso che il comune deve accettare la donazione e deve fare gli atti deliberativi, ed in questo senso vi è un costante contatto con l'attuale sindaco. Nella vicenda criminosa del fatto che hanno imbrattato la Scala dei Turchi, condivide il fatto che il sindaco si sia costituito parte civile, e non si costituisce parte civile per un solo fatto, perché ritiene che il fatto premiante per gli abitanti di Realmonte e per l'amministrazione non è un sostegno nella costituzione di parte civile, ma di concludere questo iter in itinere di donare il bene agli abitanti della città di Realmonte attraverso la sua amministrazione, cioè il dottore Sciabarrà ha interesse a fare sapere che non è d'ostacolo, che il contenzioso con il comune di Realmonte non c'è assolutamente, c'è sulle carte, perché è stato all'epoca citato dal comune di Realmonte, ma è sfociato in un intento di volere dare alla città di Realmonte, attraverso la sua pubblica amministrazione, questo bene. Quindi devono sapere gli abitanti di Realmonte che lui si sente di Realmonte, vuole passare alla storia per colui che, come Addicaster, vuole dare i propri beni ai realmontesi, e quindi vuole solo un riconoscimento morale, si fa per dire, di questa sua ferma volontà di dare al sindaco, di donare al sindaco questo bene, e il sindaco si sta operando per vedere di accettare questa donazione, e quindi si è in attesa che questo fidanzamento sfoci in un matrimonio.
Questo è quello che il dottor Ferdinando Sciabarrà, a cui il bene è stato restituito, vuole chiarire, desidera chiarire. Nessun contenzioso, il contenzioso purtroppo non si è potuto chiudere, perché per chiudersi ci vuole l'accettazione dell'atto di donazione già ufficializzato con delle lettere scritte, e si aspetta la risposta del sindaco, il quale evidentemente ha degli adempimenti burocratici, fiscali per poter accettare, e che sicuramente sarà felice di poter accettare. Aspettiamo la risposta. Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Oggi conferenza stampa di presentazione del concorso di progettazione dei lavori per la valorizzazione dell'area in cui ricade il Teatro Greco di Eraclea Minoa. Arturo Cantella. Direttore, quali le novità su Eraclea Minoa? Oggi presentiamo il bando elaborato su un bando su 2 livelli, ed è la conclusione di un percorso che era iniziato dal mio insediamento, ritenendo l'area di Eraclea Minoa un'area meravigliosa, ritenendo il teatro un problema da affrontare dalla radice. Così abbiamo fatto, abbiamo prima conosciuto il teatro, lo abbiamo rilevato, abbiamo capito la morfologia, quali erano i suoi problemi. Abbiamo fatto lo scorso anno un approfondimento con un convegno nazionale dove abbiamo sviscerato la problematica, e oggi in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, con il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento e con il Consiglio nazionale presenteremo la pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del bando. Quindi oggi si conclude una prima parte del percorso, quindi sono estremamente contento di essere riuscito in questo lungo viaggio che ci ha portato alla definizione di quello che presenteremo e che stiamo presentando, e anche da lì poi ora aspettiamo le idee e il progetto che ci arriverà per poterlo analizzare, per cui credo che il compimento di tutta questa operazione entro la fine di quest'anno si avrà, poi avremo con esatta cognizione un progetto che potrebbe far ripartire questa meravigliosa area. Il budget preventivato, direttore? Noi abbiamo costruito che poi è sfociata nella determinazione un'ipotesi progettuale di 3,5 milioni di euro, e su quella abbiamo costruito il premio da dare ai vincitori, ma da lì si parte. Potrebbe essere anche ampliata o diminuita la somma, perché non abbiamo escluso che il progetto potesse riguardare anche l'intera area di Eraclea Minoa e la sua più completa valorizzazione. Presidente, allora quali le novità tecniche di questo bando che interesserà la prestigiosa area archeologica di Eraclea Minoa? Intanto diciamo che è il 7° concorso di progettazione che viene bandito in provincia di Agrigento negli ultimi 7 mesi, con la collaborazione tecnica e logistica del nostro ordine. Noi siamo veramente lieti e orgogliosi di offrire il nostro contributo a amministrazioni ed enti illuminati e molto attivi sul territorio, come d'altronde è l'ente parco, per acquisire ottimi progetti di qualità attraverso lo strumento del concorso di progettazione, che costituisce proprio uno strumento per valorizzare le professionalità, i talenti. Quindi abbiamo questa grande soddisfazione. Poi in questo caso specifico stiamo parlando di un concorso su un monumento importantissimo, il Teatro Greco di Eraclea Minoa, un teatro che è stato costruito dai Greci alla fine del V secolo a.C. e che poi è stato riscoperto, dato alla luce grazie agli scavi
portate avanti dall'allora soprintendente De Miro nel 1957, e quindi è un monumento molto importante che merita tanta attenzione. Il concorso sarà pubblicato nei prossimi giorni e sarà concluso con l'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica e economica per la copertura, per proteggere quello che rimane del Teatro Greco, e le procedure saranno concluse entro il mese di settembre. L'importo stimato dei lavori ammonta a circa 3,5 milioni per quanto riguarda i lavori, mentre il montepremi, quindi diciamo che sarebbe quello che va distribuito poi ai vincitori, ammonta a circa 45.000 euro. Qual è la specificità tecnica del progetto, considerando la friabilità fortissima che il teatro ha, si sfarina, insomma è bloccato anche per questo? Innanzitutto devo dire che oggi è una grandissima giornata proprio per il sito, per la valorizzazione e la fruizione del sito del teatro di Eraclea Minore. Questo grazie ad una convenzione che è stata stipulata fra il Parco archeologico La Valle dei Templi di Agrigento e l'Ordine degli Architetti di Agrigento, che già da anni si è speso nei concorsi di progettazione e che oggi ci dà la possibilità di avere un progetto di qualità per valorizzare quest'area. La valorizzazione che intende dare il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento è quella di poter fruire attraverso una copertura che possa valorizzare il teatro e rendere degli accessi fruibili per l'interno del teatro. Questo avviene attraverso due step. Un primo step dove praticamente tutti i professionisti, al di là che abbiano o meno i requisiti, perché li dovranno dimostrare a valle, possono presentare la propria idea. Nel secondo step quindi si ha la possibilità di scegliere 5 dei progetti migliori per poter poi dare il risultato finale. Questo è un concorso che è aperto a tutti gli architetti, a tutti i giovani professionisti, ma anche a quelli che sono meno giovani, ma dove si premierà la qualità della progettazione e l'innovazione nelle tecniche di costruzione e dei materiali. Questa è la cosa più importante, perché noi intendiamo che siano interventi irreversibili proprio per il rispetto dei luoghi dove dobbiamo intervenire. Si è insediato oggi il nuovo presidente del Consiglio del Parco Archeologico di Agrigento. L'intervista a Giovanni Nucera. Vediamo. Presidente, oggi la prima riunione del Consiglio del Parco, con quale spirito si appresta a svolgere questo compito? Oggi è stato il primo esordio e quindi ho avuto anche la possibilità di conoscere il resto del Consiglio, dove ci sono praticamente professori anche a distanza che abbiamo avuto appunto tramite internet la convocazione, Roma, Siracusa, insomma Ragusa, e quindi devo dire che sono contento anche degli interventi che si sono susseguiti da parte degli altri componenti del Consiglio, e lo spirito è quello di volere fare, partendo da un ragionamento, perché io ho una formazione, provengo e sono incardinato nel Dipartimento dei Beni Culturali dal 91, quindi prima in sovrintendenza a Caltanissetta, poi direttore del Museo Archeologico di Caltanissetta, oggi presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento con l'incarico di dirigente responsabile per i beni architettonici, storici, artistici, paesaggistici e antropologici. Quindi devo dire che in primis la tutela, la valorizzazione, la fruizione e la salvaguardia sono praticamente i pilastri su cui si fonda la mia formazione. Partendo da questo ragionamento, praticamente
in questo spazio di tempo che ho a disposizione praticamente come Presidente cercherò di dare il massimo contributo per appunto rendere ancora la Valle dei Templi, quale sito e scrigno dal punto di vista archeologico paesaggistico, uno dei maggiori a livello europeo, forse mondiale, per cui darò tutto il mio contributo per portare avanti tutte quelle iniziative che possano ulteriormente valorizzare ancora la Valle dei Templi. Riunione ieri del PD di Agrigento, presenti dirigenti, iscritti e simpatizzanti. L'iniziativa voluta e promossa dalla segreteria provinciale con in testa Eleonora Sciortino ha inteso riprendere, si legge nella nota stampa, un confronto e una discussione interna con l'obiettivo di ristrutturare e rilanciare il partito anche nel comune capoluogo, preparandolo alle prossime sfide per il rinnovo del comune e verosimilmente della provincia regionale, ripartendo dal clima di entusiasmo e di partecipazione che ha caratterizzato le recenti primarie che hanno visto l'elezione di Elly Schlein alla carica di segretario nazionale. Ed ancora, si legge nella nota, l'Assemblea a conclusione di un'ampia e articolata discussione ha eletto un coordinamento composto da Eleonora Sciortino, Nino Cuffaro, Maria Serena Rizzo, Eleonora Mortallaro e Maurizio Arena per tragattare il circolo al congresso in cui si eleggerà la nuova segreteria. Il coordinamento avvierà un calendario di incontri e occasioni di confronto con la città. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Polizia penitenziaria al carcere Pagliarelli, la cerimonia per il 200° anniversario della fondazione. Vediamo. Dottoressa, 206 anni di storia della Polizia Penitenziaria, un corpo che si evolve giornalmente, che si rinnova, un corpo dello Stato nella società e per la società. Assolutamente, io ho sempre considerato il corpo di Polizia Penitenziaria un corpo speciale tra le forze di polizia, proprio perché oltre a garantire l'ordine e la sicurezza è parte essenziale dei programmi di risocializzazione dei detenuti, quindi io li ho sempre definiti dei portatori di speranza, quindi uniscono, diciamo, la figura del poliziotto in senso lato a quello, diciamo, comunque di persone che accompagnano in questo percorso molto importante persone che hanno sbagliato, diciamo, che devono rientrare nella società, avere, diciamo, concluso quella che è la pena per i reati. Lei recentemente in una festa del corpo ha fatto emozionare e si è emozionata nel suo intervento. In un certo senso si sente anche lei parte della squadra, ecco. Assolutamente sì, io non solo sono parte della squadra, ma sono grata all'abnegazione, al senso del dovere che ogni giorno registro da parte di questo personale. So benissimo che sono pochi, che fanno turni massacranti, però sono sempre, diciamo, pronti a fare il proprio dovere. Anche nei momenti di emergenza abbiamo visto, sono stati veramente pronti ad intervenire, quindi per me, cioè, io veramente li porto nel mio cuore e lo dico sinceramente. Che futuro ci possiamo aspettare? Io spero che ci sia un futuro migliore, cioè che venga presa, diciamo, in considerazione da parte della politica, diciamo, un ampliamento anche delle piante organiche, quindi non solo, diciamo, riempire quelle che sono le piante organiche esistenti, ma ampliarle perché sono diventate maggiori proprio le funzioni che espleta la Polizia Penitenziaria, e poi soprattutto che vengano prese, diciamo, delle misure per poter, diciamo, garantire che possano svolgere il proprio lavoro in grande sicurezza. Parlo delle aggressioni che purtroppo i nostri poliziotti, le nostre poliziotti quotidianamente, diciamo, ricevono. Quindi è un problema, diciamo, che deve essere
preso in considerazione, perché bisogna che anche delle agenzie sociosanitarie si prendano carico, diciamo, di queste persone che hanno anche disturbi psichici, comportamentali, e che non possono essere gestiti soltanto dalla polizia penitenziaria. Quindi un augurio a tutti i poliziotti, alle famiglie. Assolutamente, un grande augurio, con grande affetto, li abbraccio tutti veramente con grande stima, con grande vicinanza. È un giorno di festa che riguarda un po' tutto il personale, perché il ruolo fondamentale della polizia penitenziaria non può chiaramente adombrare anche la presenza e il contributo offerto da tutte le altre figure professionali che in qualche modo, contribuendo anche loro alla buona riuscita di questa circostanza, così come pure chiaramente per tutti i servizi che vengono offerti in favore della popolazione detenuta, voglio ricordare altresì per esempio il personale sanitario che, non facendo più parte dell'amministrazione penitenziaria, però è fondamentale chiaramente per l'organizzazione dell'istituto e per la tutela della salute dei detenuti. Chiaramente oggi però il ruolo principale ce l'ha la polizia penitenziaria ed è scontato che sia così. Da parte mia c'è tutto il ringraziamento per i sacrifici enormi che con tutta la sofferenza di personale che c'è purtroppo riescono comunque a riuscire a raggiungere l'obiettivo primario della sicurezza, nonché a contribuire anche a tutte le attività trattamentali in favore della popolazione detenuta. Mettiamo però per un attimo da parte le criticità e oggi godiamoci questo momento di tributo e di riconoscimento. Tra l'altro è una festa che per il secondo anno si svolge presso la struttura di Pagliarelli, nonostante abbia un respiro regionale, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. È un ruolo ovviamente fondamentale in quanto l'unico corpo che si occupa dell'esecuzione penale nel nostro paese. La cosa bella e particolare sta nel fatto che è un corpo che ha una storia molto lunga e profonda, per cui appunto è particolarmente importante nell'ambito dell'organizzazione penitenziaria. Spesso si trovano a dover affrontare sicuramente delle difficoltà. Sì, le difficoltà come tutti, diciamo che da anni che noi speriamo che si chiariscano alcuni aspetti dei ruoli proprio non soltanto della polizia penitenziaria ma di tutti quanti nell'ambito appunto dell'esecuzione penale. Speriamo che questa sia la volta buona, ma comunque insomma al corpo va riconosciuta la capacità di adattarsi assolutamente e quindi di riuscire a servire lo Stato così come viene richiesto. Domenica prossima, 26 marzo, dalle 10 alle 19 in piazza Cavour ad Agrigento si svolgerà una giornata di service promossa dal Rotary Club di Agrigento con la partecipazione del Rotaract ed Inner Wheel di Agrigento sul tema dolore pelvico da endometriosi, creare consapevolezza per riconoscere e curare. In questa cornice la comunità agrigentina riceverà dal Rotary informazioni sul dolore pelvico da endometriosi al fine di creare consapevolezza sulla malattia. Verrà consegnata una brochure informativa con all'interno un test di autovalutazione che potrà essere utilizzato come spunto di orientamento diagnostico. Riconoscere l'endometriosi precocemente permette di attuare una terapia capace di lenire il dolore pelvico, ridurre il rischio di infertilità e migliorare il rapporto di coppia e le relazioni sociali. Le donne affette in Italia sono 3 milioni e nel mondo 190 milioni, con un ritardo diagnostico di circa 8 anni rispetto all'insorgenza dei sintomi. Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, iniziativa al Liceo Leonardo di Agrigento. Arturo Cantella. Oggi giornata internazionale dell'acqua, un interessante convegno organizzato dal Liceo Leonardo con qualificati relatori.
Sì, oggi celebriamo la giornata mondiale dell'acqua, ringraziamo l'università, il polo universitario di Agrigento per averci ospitato in questa splendida location, ma anche per averci dato l'opportunità di avere tra i relatori docenti universitari di elevato spessore. Unitamente ai patrocini che abbiamo ricevuto dalla rete delle professioni tecniche, noi oggi riteniamo che sia importante dare un'opportunità di formazione ed informazione ai nostri giovani studenti sul tema dell'acqua, che è un tema che fa parte integrante della nostra vita, e di darla sottolineando quanto l'acqua sia un bene prezioso, quanto sia rara oggi come risorsa e in quanto tale quali sono i costi monetari e sociali che essa comporta, ma anche le ricadute sull'ambiente. Oggi è un'iniziativa che sicuramente si inquadra perfettamente nell'iniziativa di educazione ambientale, di tutela del clima e dei cambiamenti climatici, perché l'acqua è strettamente collegata a questi temi. Pertanto incontrare relatori specialisti che stanno affrontando questo tema sotto vari aspetti indubbiamente arricchirà i nostri giovani sia dal punto di vista che della formazione che della coscienza civile di cittadini, perché il messaggio che oggi vogliamo lanciare è che l'acqua, in quanto bene prezioso e raro, non va sprecata, anzi va tutelata. Oggi celebriamo questo tema dell'acqua con un nostro impegno preciso come progettisti e unitamente alla scuola Leonardo che ha organizzato e con la quale abbiamo avviato tutta una serie di iniziative formative proprio su questi temi dell'acqua, della rigenerazione, della sostenibilità, che sono al centro di una progettazione accorta. Ci sono delle problematiche climatiche, su quelle diciamo poco possiamo incidere, ma sicuramente possiamo incidere con una qualità del progetto sulle possibilità di utilizzare l'acqua che abbiamo, questo bene prezioso, nei modi migliori. È comunque un momento, inoltre un momento oggi per me di grande, per il professore Gianfranco Tuzzolino, presidente del Polo Territoriale, per tutta UNIPA, l'Ateneo di Palermo, un tema centrale, un momento molto importante per la formazione, cosa sulla quale ci stiamo spendendo molto in questo intreccio assoluto con le scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'elementare, l'università e l'ultimo livello di formazione. Siamo insieme e quindi sono molto contenta di questa missione formativa che devono formare le generazioni future che potranno vivere meglio, utilizzare meglio il nostro territorio e il nostro patrimonio, che forse abbiamo un po' trascurato nel secolo scorso. All'Istituto Comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, scena Anime, la mafia uccide, il silenzio pure. Nell'atrio della scuola la compagnia Arcobaleno. Vediamo. Oggi 21 marzo, giornata in cui si ricordano le vittime di mafia, all'Istituto Pirandello di Porto Empedocle con una bella rappresentazione teatrale. Presidente. Sì, una rappresentazione teatrale che vedrà in scena tutti le varie componenti dell'istituzione scolastica. Io in qualità di dirigente, molti docenti, genitori, componenti del consiglio d'istituto, il direttore amministrativo, oltre agli attori veri della compagnia teatrale Arcobaleno. Ci piaceva l'idea di far vivere ai nostri ragazzi il ricordo di alcune vittime innocenti della mafia, quindi lo abbiamo fatto mettendo un po' le nostre facce in scena, interpretando questi ruoli e cercando di partecipare nel nostro piccolo alle tante manifestazioni che oggi, come sappiamo, affollano tante piazze italiane. Ecco, è un momento importante, abbiamo visto anche una partecipazione massiccia dei genitori, degli alunni. C'è stata una grande partecipazione da parte anche delle famiglie che sono sempre vicine alla scuola, che manifestano sempre il loro apprezzamento, tant'è che c'è veramente un pubblico abbastanza nutrito. Abbiamo trasformato per una sera l'atrio di questa scuola in un teatro, ma ripeto, in maniera ancora più ambiziosa intendiamo trasformarlo in una delle tante piazze che oggi ricordano le vittime innocenti della mafia.
quando ci chiamano noi siamo qua, noi siamo sempre presenti, le anime sono sempre presenti e grazie al supporto delle Agende Rosse e al supporto della dirigente scolastica proprio dell'Istituto Pirandello ci hanno chiamato per poter fare questa rappresentazione e che abbiamo coinvolto un bel po' di persone, abbiamo coinvolto gli attori della compagnia teatrale Arcobaleno, abbiamo coinvolto dei genitori proprio dell'istituto, abbiamo coinvolto la dirigente stessa e il dirigente amministrativo e anche a tantissimi altri professori. È un'esperienza unica che ci ha portato dentro tantissimo in questi mesi di lunghe prove che però abbiamo assistito e veramente siamo contenti del risultato che stasera vedrete. È una cosa molto significativa che si faccia proprio in una scuola e uno spettacolo teatrale, perché il teatro è vita, è arte, è cultura e quindi è vita contro la morte, proprio. Questo è un contrasto che veramente dà l'idea di quello che è anche la giornata di oggi. Noi dobbiamo continuare a ricordare e ad onorare le vittime di tutte le mafie, di tutte le violenze. E voglio ricordare un'espressione che proprio oggi il Presidente della Repubblica, che è stato in visita a Casal di Principe proprio a visitare la tomba di Don Beppe Viana, e ha detto una cosa bellissima, ha detto i mafiosi, i camorristi, la criminalità organizzata in genere ha più paura della scuola che dei magistrati e delle forze dell'ordine. Non è la prima volta che usa questa espressione, ma credo che sia veramente molto significativo. Ecco, qui siamo in una scuola e solo con la cultura, con la conoscenza, ma in questo caso anche con l'arte, possiamo non solo onorare chi ha perso veramente la vita per non essersi piegato alle logiche del malaffare, ma anche dare speranza alla nostra società, perché qui si stanno coltivando i fiori che speriamo sbocceranno e saranno un giardino fiorito per il domani. Sì, rispetto agli spettacoli che normalmente portiamo in giro, abbiamo coinvolto stavolta in un progetto mega galattico genitori degli alunni, professori, la preside, il segretario, un po' tutti insomma, che assieme ad alcuni nostri attori, mentre altri hanno ceduto le loro parti per l'occasione, abbiamo messo su questo spettacolo nel giorno della legalità. Io mi sono occupato della regia e sono anche autore delle musiche assieme a Gigi Finistrella, che saluto. Abbiamo come orchestra i 3 professori della scuola e insomma uno spettacolo bellissimo che potrete gustare in qualche modo, se avete avuto la fortuna di trovare i biglietti, perché sono andati a ruba nonostante le tantissime richieste, quindi non è improbabile una possibile replica. Nell'anno in cui si celebra il centenario della morte, continua con un omaggio a Giovanni Verga la stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, martedì 28 marzo alle 20:30 e mercoledì 29 marzo alle 17:30, in scena Enrico Guarneri, protagonista de La Roba. Vediamo. Io, Enrico Guarneri, il 28 e il 29 di marzo avrò il piacere e l'onore di presenziare nel vostro magnifico, emozionante Teatro Luigi Pirandello. Porterò in scena nei panni di Mazzarò La Roba di Giovanni Verga, proprio appunto in occasione del centenario della sua morte, per la regia di Guglielmo Ferro e la produzione del Teatro ABC di Catania. Non vedo l'ora, non è un modo di dire. Amo Agrigento, amo il pubblico agrigentino, ho diversi amici, tra cui mi pregio di Francesco Bellomo e soprattutto di entrare in questa sorta di splendida bomboniera, questo piccolo tempio del teatro che è appunto il Luigi Pirandello. 28 e 29 marzo, La Roba, Enrico Guarneri e tutta una magnifica compagnia. Ciao, a presto! Arriva dall'11 al 14 aprile la nuova edizione del Giro di Sicilia, ma le strade sono dissestate. La Regione avvia lavori in extremis per garantire ai ciclisti percorsi sicuri, investiti 4 milioni di euro. Vediamo.
Presentato ieri presso il Palazzo d'Orleans, sede della regione siciliana, il Giro di Sicilia, 4 le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre. Le tappe previste: l'11 aprile prima tappa Marsala-Agrigento 159 km, seconda tappa 12 aprile Canicattì Vittoria 193 km, 13 aprile terza tappa Enna Termini Merese 150 km, 14 aprile, quarta e ultima tappa, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre 216 km. Le strade interessate che saranno sistemate vedranno appunto la provincia di Agrigento protagonista con circa 300.000 euro. Per interventi da effettuare nei comuni di Agrigento e di Canicattì saranno interessati anche 18 comuni dell'isola attraverso il Genio Civile. Per esempio a Palermo le opere prevederanno il ripristino della pavimentazione in alcuni tratti a Termini Merese per circa 180.000 euro. A Catania è prevista manutenzione nelle strade di Giarra, Mascala e Caltagirone, così come a Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Naso del Messinese per 500.000 euro. Quindi ripristino della pavimentazione stradale anche nei comuni di Vittoria e Comiso, nel Ragusano per 1.400.000 euro. Vediamo ora una sintesi della conferenza stampa da parte dell'assessore al ramo. Di anno in anno ovviamente ci miglioriamo, no? Perché l'organizzazione ormai è abbastanza rodata, scegliamo sempre delle tappe che possano mettere in risalto la bellezza di quei luoghi, di anno in anno cambiando ovviamente le tappe e quindi facendo diventare e rendendo protagonisti diversi comuni della nostra bellissima Sicilia. L'elemento più importante è la Sicilia, che è un paese, che è una regione stupenda e una volta di più quest'anno toccheremo delle tappe e delle aree che non abbiamo mai toccato. Ci sono delle tappe inedite con delle caratteristiche molto particolari che saranno un elemento sostanziale dal punto di vista sportivo per tutte le squadre. Avremo 25 squadre che parteciperanno, quindi il massimo possibile, 175 atleti, abbiamo 5 squadre World Tour, dei protagonisti secondo me molto interessanti che si sfideranno e potranno trovare qualunque tipo di caratteristica, dallo sprint dei velocisti alle tappe mosse e con una bella tappa di salita con il re delle salite che è l'Etna. Adesso spazio al calcio, eccellenza, Enna ed Akragas in pole position. L'Empedoclina festeggia l'upgrade in promozione. Carmelo Lentini. A 3 giornate dalla conclusione del campionato, Enna ed Akragas stazionano a braccetto in vetta alla classifica. Più si avvicina il traguardo, più le squadre diventano nervose e vanno incontro a determinate squalifiche. Questa settimana il giudice sportivo ha fermato sino al 5 aprile il tecnico dell'Enna Giuseppe Strano per contegno irriguardoso nei confronti dell'arbitro, per cui non siederà in panchina contro l'Akragas in occasione della partitissima del 2 aprile allo stadio Esseneto. È stato fermato per 2 giornate anche Alessio Mannina dell'Akragas, espulso domenica scorsa dalla panchina. Per una giornata si ferma anche il difensore Manuel Barrera, il quale non giocherà a Palermo contro il CUS. Anche l'Enna ha un calciatore squalificato, si tratta del difensore Salvatore Tosto, appiedato per un turno. Infine si ferma anche l'attaccante Mattia Retucci del Pro Favara per una giornata. Scendiamo di categoria. In prima l'Empedoclina brinda al salto nel prossimo campionato di promozione con un paio di giornate d'anticipo. La compagine marinara ha infatti vinto fuori casa Branciforti grazie a una rete del bomber Lopresti ed approfittando della contemporanea sconfitta esterna del Real Suttano sul campo di Nicosia si gode una promozione meritata ed agognata un'intera stagione. L'Empedoclina torna in promozione e può fare festa insieme ai propri sostenitori. Artefici di questa promozione, oltre chiaramente i calciatori, molti dei quali empedoclini puro sangue, il tecnico Angelo Mercante e poi l'ex biancazzurro cragantino Tonne Tilaro, Fabio Marino, Giovanni Trupia, Totò Miliziano, Gerlando Termini, Giuseppe Portelli. Tutta la dirigenza capitanata dal presidente Alessandro Termini, gli sponsor ed anche la tifoseria.
Le congratulazioni sono arrivate anche dal primo cittadino dei Porta Empedocle, dottor Martello, e la sua amministrazione. In programma festeggiamenti ed altre sorprese per i tifosi Granata. Per quanto riguarda le altre agrigentine della prima categoria, l'Atletico Favara ha perso fuori casa con il Don del Bosco 2000 per 3-1. Come anche il Campobello sconfitto in casa dalla Sommatinese per 0-3. Per la salvezza è tutto rinviato alle prossime ed ultime due sfide. Per il Campobello, che in questo momento ha gli stessi punti del Branciforte, ne ha esattamente 14, basterebbe avere un punto in più sulla diretta rivale per evitare la retrocessione diretta ed approdare comunque ai play-out. Discorso diverso per l'Atletico Favara, che solo guadagnando gli ultimi 6 punti stagionali rimasti può ambire alla disputa dei play-off. Saranno fatali le ultime 2 gare in programma. E tanto già lo so che l'anno prossimo dicono come c'è. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.